Big match nel girone A d'eccellenza, potrebbe già rivelarsi una tappa fondamentale del campionato, la sfida tra Nissa e Pro Favara al Marco Tomaselli davanti a una cornice di pubblico meritevole di altri palcoscenici. 6 punti di vantaggio della Nissa imbattuta dopo 18 partite, a fare la differenza fin qui è la gara d'andata vinta dai biancoscudati per 3-2. Non ha mai mollato la Pro Favara, che ha sempre tenuto il passo, rimasta incollata a suon di vittoria. Passiamo alle scelte dei tecnici: Nicola, Terranova e Giuseppe Catalano. Nissa che schiera davanti alle Zai, difesa a 4 con Rossi, Neri, Barrera e Scaletta in mezzo al campo, Pagano, Privitera e Dall'Oro in avanti, Gueye, Agudiac ed Esposito. Inizia la partita, passa un minuto, lancio lungo dalle retrovie in zona, Gueye che passa alle spalle della difesa, c'è un buco della Pro Favara, Gueye ringrazia l'ex Canicattì, fa esplodere il Marco Tomaselli, 1-0 dei biancoscudati, minuto 7, occasione Pro Favara. Di Bella cerca Figarotta, si gira, mette con il sinistro in mezzo, Retucci centra il palo e poi trova la spazzata di Elezai. Che occasione per gli ospiti, rivediamo il colpo di testa dell'ex Retucci che si stampa sul legno, minuto 17, nuovamente Nissa, Gueye imbizzarrito, imbuca in area di rigore, Agudiac da buona posizione con l'esterno, non trova lo specchio della porta, minuto 18, attenzione alla Pro Favara, lavarla in verticale per Vizzini, sul secondo palo c'è Mattia Retucci che in spaccata trova il gol dell'1-1, Pro Favara che perviene al pareggio, proprio lui, l'ex di turno. Minuto 30, ancora Pro Favara, Figarotta va da D'Amico dentro sul Lupo, calcia da pochi passi, c'è Elezai che chiude tutto, fine primo tempo al Tomaselli. Gala vibrante quella tra Nissa e Pro Favara, fin qui decisa dalle reti di Gueye e Retucci. Passiamo col film della ripresa, 56esimo, Esposito in azione personale, brucia Di Bella che lo stende, l'arbitro lascia proseguire tra le proteste dei locali che volevano un calcio di rigore. Minuto 60, entra Semenzina al posto di Gueye, passano 3 minuti, la Nissa ci prova, pennellata di Privitera, girata di Agudiac, colpo di testa che sfiora il palo. 72esimo, entra Blas al posto di Dall'Oro, minuto 74, calcio di punizione per la Pro Favara, Figarrotta mette dentro, Lupo colpisce di testa, la prolunga per Lucarelli, gol dell'1-2, la Pro Favara rimonta la Nissa al Marco Tomaselli, una rete che potrebbe risultare pesantissima per l'economia di tutto il campionato. Nel frattempo entra Rossi all'85esimo, rischia di dilagare il Pro Favara, recupero palla di Caternicchia che prova il diagonale, si spegne largo, minuto 88, Lupo in proiezione offensiva, entra in area di rigore, pensa alla conclusione, la effettua, finisce sballata oltre l'incrocio, ma il triplice fischio. È una grande vittoria quella del Pro Favara che fa 2-1 in casa della Nissa e riapre completamente il campionato. 3 punti adesso in favore della formazione di mister Terranova, appena una partita a distanziare le due formazioni. Un cordiale saluto amici di Wii Sport e come sempre alla prossima.